condizioni cliniche della neonata di Chioggia ricoverata per emorragia cerebrale nel reparto di terapia intensiva di Padova. Sul caso è stato aperto un fascicolo. Gli incidenti nel tratto maledetto dell'autostrada A4 sono diventati ormai quotidiani, con pesanti disagi alla viabilità a causa delle lunghe code, tamponamenti e feriti. Avevano il reddito di cittadinanza, ma erano maestri delle truffe online, grazie alle quali vivevano in ville costose e con auto di lusso. La polizia postale della Liguria denuncia 11 persone sinti, blitz anche nel veneziano. La diocesi di Venezia sta offrendo accoglienza a 200 rifugiati ucraini, sono quasi tutte donne minorenni ospitati in parrocchie e famiglie. Dopo le accuse di presunte molestie, 11.000 firme sul web per chiedere la sospensione delle adunate alpine. L'assessore Donazzan difende le penne nere, una polemica politica strumentale. Fondi del PNRR, siglato un protocollo d'intesa tra il sindaco di Venezia e la Guardia di Finanza per garantire trasparenza e correttezza nel loro utilizzo. Un aquilone è riuscito a sconfiggere la rapacità dei gabbiani all'imbocco di Piazzetta San Marco, ma purtroppo lo stratagemma non è esportabile in tutta l'area marciana. Buonasera, ben ritrovati in diretta, edizione di Venezia del nostro telegiornale. Dunque sono stabili, lo avete sentito, le condizioni cliniche della neonata di Chioggia ricoverata per emorragia cerebrale nel reparto di terapia intensiva di Padova. Sul caso è stato aperto un fascicolo. Le condizioni sono da un punto di vista clinico attualmente sono stabili. Quindi in reparto? È in reparto, certamente. In attesa di ulteriori sviluppi clinici, al momento il magistrato non ha ipotizzato reati né indagato nessuno sul caso della neonata di Chioggia, giunta sabato sera al pronto soccorso e trasportata lunedì pomeriggio con l'elisoccorso a Padova per l'aggravarsi delle sue condizioni. Sul caso è stato aperto un fascicolo e stanno indagando i carabinieri di Chioggia per capire quale sia l'origine dell'emorragia cerebrale. Hanno ricevuto l'incarico di interrogare la madre e i familiari per ricostruire cosa possa essere accaduto prima che la piccola di 5 mesi arrivasse al pronto soccorso clodiense accompagnata proprio da loro. Non aveva segni evidenti che potessero far pensare a una caduta, a un colpo accidentale o un gesto di violenza nei suoi confronti. Aveva febbre, convulsioni e vomito. I medici hanno cercato di stabilizzarla, ma poi, visto l'aggravarsi della situazione, hanno deciso di trasferirla a Padova. Tra le ipotesi al vaglio dei carabinieri anche quella che la piccola possa essere stata sottoposta allo scuotimento anche involontario, ma che in un bambino così piccolo e delicato può portare gravi conseguenze, anche letali. La muscolatura del collo infatti è tenera e un gesto così potrebbe far sbattere ripetutamente il cervello contro la scatola cranica, causando danni gravissimi. E ora parliamo degli incidenti nel tratto ormai definito maledetto dell'autostrada A4, che sono diventati ormai quotidiani con pesanti disagi alla viabilità a causa delle lunghe code. Un altro schianto in A4 nel tratto maledetto verso le 12 tra lo svincolo di Latisana e il nodo di Porto Gruaro nel comune di San Michele al Tagliamento. Coinvolti un furgone finito contro il guardrail e 2 auto con alcuni feriti. Sul posto i vigili del fuoco e i sanitari dell'ospedale di Latisana. Inevitabili le conseguenze sulla viabilità con lunghe code che si sono formate in direzione Venezia. Poco prima un'auto si era schiantata contro un tir sulla carreggiata ovest in direzione Venezia. È finita contro la barriera e il conducente è rimasto ferito e portato all'ospedale di Latisana. Un altro incidente è avvenuto nel primo pomeriggio, poco prima delle 15, tra lo svincolo di San Stino di Livenza e il nodo di Porto Gruaro in direzione Trieste. 2 i mezzi pesanti rimasti coinvolti in un tamponamento. Sul posto sono arrivati i soccorsi con la polizia stradale e gli ausiliari del traffico. Anche in questo caso si sono create code che hanno messo in difficoltà la viabilità. Un 60enne di Scorzè stamane verso le 10 era alla guida della sua auto quando, probabilmente a causa di un malore, ha perso il controllo finendo contro un palo dell'illuminazione pubblica e perdendo la vita. I sanitari del SUEM 118, arrivati subito dopo l'incidente nella zona del cimitero di Scorzè, non hanno potuto fare nulla per salvare la donna. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per i rilievi e la ricostruzione della dinamica. La 60enne avrebbe compiuto i 61 anni tra un mese.
Percepivano il reddito di cittadinanza, ma erano di fatto dei maestri delle truffe online con ville di lusso. Un'indagine della Polizia Postale della Liguria ha portato fino ad Annone Veneto. Perquisizioni sono in corso ad Annone Veneto nell'ambito di un'ampia indagine che coinvolge anche la Toscana e il Friuli Venezia Giulia. La Polizia Postale della Liguria ha infatti denunciato 11 persone tra i 35 e i 40 anni di etnia Sinti e tutte imparentate tra loro che godevano del reddito di cittadinanza ma erano anche maestri delle truffe online. Truffe grazie alle quali abitavano in ville di lusso in Veneto, Toscana e Friuli protette da cinte murarie, recinzioni e telecamere di videosorveglianza. Secondo le indagini partite dalla Liguria si tratta di un'organizzazione articolata e con centinaia di colpi che avrebbero fruttato almeno €500.000. Le vittime erano inserzionisti online che venivano contattati telefonicamente e attraverso un abile meccanismo invece di ricevere i soldi li versavano ai truffatori. La diocesi di Venezia sta offrendo accoglienza attualmente a 200 rifugiati ucraini. Sono quasi tutte donne e minorenni ospitati in parrocchie e famiglie. Attualmente sono circa 200 i profughi ucraini ospitati dalla diocesi di Venezia. L'emergenza è gestita dalla Caritas in collaborazione con Comune, Prefettura e Questura di Venezia e le aziende sanitarie per garantire ai rifugiati permesso di soggiorno temporaneo, assistenza sanitaria e inserimento scolastico dei minori. Di questi 200, ora 130-140 sono gli attualmente ospitati nelle strutture diocesane o nelle famiglie, ma in coordinamento con la Caritas. Gli altri hanno trovato loro sistemazione autonomamente, qualcuno è rientrato in Ucraina, qualcuno si è spostato in Italia. Abbiamo mamme, bambini e ragazzi nelle fasce della maggiore età. Il 28 febbraio, 4 giorni dopo l'invasione russa dell'Ucraina, sono iniziate ad arrivare le prime richieste di accoglienza. A seguito di un periodo iniziale particolarmente intenso, i flussi hanno cominciato a rallentare fin quasi a fermarsi. Le prime settimane, i primi giorni sono stati molto intensi perché arrivavano persone totalmente spaesate e famiglie divise che non sapevano i figli maggiorenni dove sono, i mariti dove sono, insomma scene che toccavano il cuore. L'accoglienza è concentrata soprattutto nell'ampio territorio comunale di Venezia, ma diversi rifugiati si trovano anche in altre località della città metropolitana. Nessuna macrostruttura comunque, la diocesi ha preferito un'ospitalità diffusa in famiglie, comunità parrocchiali e istituti religiosi, un'operazione resa possibile grazie alla collaborazione di numerosi volontari e alle altrettanto numerose donazioni di una colletta che rimane aperta. Siamo rimasti impressionati, abbiamo ricevuto circa 640 donazioni, sono stati raccolti 300.000 euro nella colletta diocesana, alla quale si assommano 140.000 euro che mette a disposizione la Fondazione Caritas Onlus attraverso un accordo con Fondazione di Venezia e Union Camere. Quindi totalmente abbiamo a disposizione un fondo di 440.000 euro per questo progetto di accoglienza. Ora veniamo alla vicenda delle presunte molestie durante la adunata degli alpini di Rimini. Avviata una petizione per chiedere la sospensione delle adunate per 2 anni. L'assessore Donazzan dice è solo una polemica politica contro le penne nere. Sempre a fianco degli alpini, perché li conosco, perché li conosciamo, perché sappiamo che quando c'è una adunata fanno innamorare le città, cambiano il volto in positivo, e a me pare invece una strumentalizzazione politica contro gli alpini e quello che rappresentano. L'assessore regionale Donazzan si schiera al fianco delle penne nere dopo le segnalazioni di presunte molestie durante la 93esima adunata degli alpini dello scorso fine settimana a Rimini. Alla vicenda oggi si aggiunge un nuovo capitolo con una petizione online che al momento ha raccolto 11.000 firme per chiedere la sospensione delle adunate annuali per 2 anni, in modo tale, spiega l'autrice dell'iniziativa, da dare un chiaro segnale che in quanto cittadini non siamo più disposti ad accettare un comportamento simile, svilente per le donne e per tutte le minoranze. È necessario che il Consiglio degli Alpini prenda dei seri provvedimenti. E proprio ANA, nelle ore immediatamente successive alle prime segnalazioni, era intervenuta con una nota. L'Associazione Nazionale Alpini prende ovviamente le distanze, stigmatizzandoli dai comportamenti incivili segnalati che certo non appartengono a tradizioni e valori che da sempre custodisce e porta avanti. L'ANA inoltre, continuava il comunicato, fa notare che ci sono centinaia se non migliaia di giovani che pur non essendo alpini approfittano della situazione. Aspetto questo rimarcato anche dall'assessore Donazzan. Molti non sono alpini, si comprano un cappello finto da qualche ambulante e poi figurano così di essere parte del gruppo.
Una vicenda che per Donazzan va chiarita fino in fondo. Non mi convince nemmeno che si parli e non ci sia ancora nulla di dimostrato e si faccia veramente solo della polemica. L'assessore poi ricorda chi sono gli alpini, sempre in prima linea quando accade un'emergenza in Italia o all'estero, che si tratti di un'alluvione, di un terremoto o della pandemia. Sono quelli, ricordo anche a chi ha fatto polemica, che hanno tenuto giorno e notte aperti i centri per le vaccinazioni. Sono quelli che hanno raccolto 116 milioni in ore lavoro donate, sono volontari veri, vanno difesi e tutelati. E se qualcuno con l'occasione di una donata si è infilato a fare cose che non dovevano essere fatte, questi saranno puniti. Ora parliamo invece dei fondi del PNRR, siglato un protocollo d'intesa tra il sindaco di Venezia e la Guardia di Finanza per garantire trasparenza e correttezza nel loro utilizzo. Città metropolitana, Comune di Venezia e Comando provinciale della Guardia di Finanza hanno siglato un protocollo di intesa per garantire trasparenza e correttezza nell'utilizzo dei fondi legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR. In sostanza la città metropolitana e il Comune di Venezia si impegnano a fornire tutta una serie di informazioni e notizie, qualificate, strutturate, circostanziate, laddove nell'ambito della loro attività istruttoria, quando si procederà all'aggiudicazione dei lavori finanziati tramite il PNRR, di tutti quegli elementi che possono lasciar intravedere un rischio di frode, un rischio di fenomeno di corruzione, di illecita erogazione di denaro. La trasparenza degli atti, le verifiche di questo sono davvero bene accette, perché fanno costruire un mondo di progresso e di competenza che il Veneto ha sempre dimostrato di avere. Per cui ancora grazie per tutto quello che possiamo fare in chiave di collaborazione noi con l'istituzione della Guardia di Finanza. Un protocollo ben strutturato che dovrebbe fungere soprattutto da deterrente per evitare illeciti. Perché l'obiettivo vero è che questi soldi del PNRR vengano utilizzati in maniera corretta e proficua per fare quello a cui sono destinati sulla base dei progetti che tutti i comuni, la città metropolitana di Venezia ha in mente di attuare. La durata del protocollo è prevista fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. E mentre prosegue lo spopolamento del Comune di Venezia, continuano a essere parecchi gli appartamenti pubblici vuoti. Restaurare e assegnare le case di edilizia pubblica dovrebbe essere una priorità, soprattutto in una città vittima di uno spopolamento vicino all'estinzione come Venezia. Da Saccafisola, la consulta civica dell'Associazione Inquilini lancia un appello al Comune e alla Regione. Perché non è più possibile che a Venezia non si parli di emergenza abitativa, una città che perde 900-1000 abitanti, 1000 residenti veri all'anno, un quartiere che è destinato a morire, come il quartiere di Castello, il quartiere della Giudecca, di Saccafisola. C'è troppa svittanza, troppi appartamenti vuoti e poche manutenzioni. Accanto alla Giudecca, Saccafisola è uno di quei luoghi dove lo svuotamento di alloggi pubblici appare evidente e diffuso, visto che il genere di edilizia è maggioritario nell'isola. A oggi su quasi 10.000 case il patrimonio di Ater Venezia Sfitto, dati di gennaio, ammonta al 23%, ma siamo all'incirca 2.400-2.500 case sfitte. Io credo che in questo frangente storico dare risposta a oltre 2.300-2.400 famiglie sia una cosa che in qualche modo cambierebbe davvero la vita socio-economica emergenziale della nostra provincia. In sopralluogo a Saccafisola, assieme alla consulta civica, Jonathan Montanariello ed Elena Ostanel sono due consiglieri regionali di opposizione che hanno uno sguardo critico sulla gestione del patrimonio residenziale pubblico regionale nel veneziano. La settimana scorsa la giunta leghista ha proposto un piano di alienazione delle case pubbliche e solo su Venezia ci sono state 983 case vendute, di cui 224 sono sfitte. Settimana scorsa, quindi, con una delibera in commissione urbanistica abbiamo sostanzialmente alienato l'11% del patrimonio ERP nel territorio veneziano. Io ovviamente ho votato contro. Un aquilone è riuscito a sconfiggere i gabbiani all'imbocco di piazzetta San Marco. Vediamo perché.
Basta avere un panino o camminare in mezzo alla piazza San Marco e il gabbiano ti attacca. E spesso purtroppo anche facendo piccole ferite, facendo prendere paura anche alle persone. Padrone incontrastato dei cieli di Venezia, abilissimo predatore di generi alimentari dalle mani di passanti e clienti dei bar, spericolato rapinatore di consumazioni persino dai vassoi trasportati dai camerieri, il gabbiano reale è diventato in breve tempo lo spauracchio di piazza San Marco, difficile da contrastare fino a che Claudio Vernier, presidente dell'associazione Piazza San Marco, ha avuto una folgorazione. Ero qua in bacino di San Marco, c'era un bellissimo yacht davanti alla punta della dogana e vedo qualcosa che svolazza, mi avvicino e c'è un marinaio, faccio ma scusa ma cos'è? Un aquilone, un falco, così i gabbiani non mi schittano, faccio che meraviglia! Da lì l'ho cercato, l'ho trovato in Spagna perché non era reperibile, adesso invece si trova facilmente e abbiamo provato a metterlo. Ed è stato un grandissimo successo perché il gabbiano ha paura. Muovendosi con le sembianze di un rapace, l'aquilone insospettisce il gabbiano che nel dubbio preferisce astenersi dall'attacco alle vivande, ma la trovata di Vernier non è esportabile in piazza. In piazza San Marco è rimasto unico perché siamo riusciti a tamponare un po' con gli ombrelloni. Che comunque riparano e difendono, ma anche perché io, essendo qua in bacino San Marco, ho sempre un po' di brezza marina e quindi l'aquilone funziona, cioè vola. Se non vola non funziona benissimo. E ora lo sport, nostra intervista a Lorenzo Casini, nuovo presidente della Lega Calcio di Serie A. Approda allo stadio Pierluigi Benzo di Sant'Elena il nuovo presidente della Lega Calcio di Serie A, Lorenzo Casini, e racconta, affacciato sulla laguna, le strategie del suo mandato. Mi sembra che il calcio italiano debba concentrarsi su 3 temi importanti che poi ne contengono molteplici al loro interno. Sono quello delle risorse e quindi trovare il modo di aumentare i ricavi, quello delle infrastrutture e su questo devo dire che a Venezia sullo stadio si è intervenuto molto bene grazie anche ad Andrea Cardinaletti, e il terzo è la scuola ma intesa come formazione, educazione. Il calcio deve essere visto più come strumento anche di formazione e non solo come elemento economico-finanziario. Venezia è per lui una meta privilegiata. E sono abituato a venirci da tantissimi anni per la Biennale e sono venuto qui come prima partita da presidente Venezia-Sampdoria e quindi mi faceva piacere tornare, ma soprattutto partecipare alla finale di Coppa Italia della primavera, perché tra le priorità della Lega Serie A ci devono essere i giovani. I problemi nel calcio non mancano, ma anche le idee e i progetti per nuove soluzioni. La Serie A riproduce l'Italia, quindi si trovano tutte le dialettiche che attraversano il paese, nord-sud, e a volte società più ricche, società meno facoltose, però nel complesso la Serie A è un prodotto eccezionale che, devo dire, al di là poi degli alti e i bassi, tutto il mondo ci invidia. Era l'ultimo servizio per questa edizione, grazie per averci seguito. Tra poco l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali e ora le previsioni del tempo. Arrivederci. Siamo aperti! Chef Alberto vi aspetta con la bontà dei suoi piatti e la sicurezza dei nostri locali. Locanda Ponte Stella al Borgo, a Casale sul Sile. Bentrovati al meteo. Tempo stabile per l'espansione dell'alta pressione che trascina con sé una massa d'aria calda di origine subtropicale. Primo assaggio di caldo estivo con valori sopra la media del periodo. Nel dettaglio sul Veneto la giornata di giovedì 12 maggio sarà decisamente soleggiata. Il cielo si presenterà sereno o al massimo velato. Nel corso del pomeriggio qualche piovasco sulle Dolomiti più settentrionali. Temperature in lieve aumento, minime tra 13 e 16 gradi, massime comprese invece tra i 24 e i 29 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo sereno, sulla zona montana qualche possibile rovescio pomeridiano, specie sulla Carnia. Temperature minime sui 14-17 gradi, massime invece sui 22-28 gradi all'incirca.
Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Dopo il dissolvimento di qualche nube bassa mattutina, il tempo risulterà soleggiato. Temperature minime intorno ai 14-16 gradi, massime oscillanti invece tra i 28 e i 29 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Siamo aperti! Chef Alberto vi aspetta con la bontà dei suoi piatti e la sicurezza dei nostri locali. Locanda Ponte Stella al Borgo, a Casale sul Sile.